Agrigento. Oggi presentate un progetto interessante, ecco, ce ne parli? Allora, questo è un progetto che è nato da un'idea di una nostra socia, la dottoressa Di Giovanni, che abbiamo abbracciato e voluto fortemente perché intanto è un progetto che si rivolge ai giovani della nostra città, soprattutto ad una fascia di età che va tra i 10 e i 15 anni. Infatti abbiamo avuto il supporto da parte delle scuole, del liceo classico di Agrigento e dell'istituto delle scuole medie del Pirandello, che ci accompagneranno in questo percorso, perché non vuole essere questo progetto soltanto un'esperienza formativa, ma abbiamo una grande ambizione forse, che è quella di voler assolutamente cercare di accrescere nei nostri giovani quello che è la coscienza civica. È importante proprio perché sono coinvolte le scuole, perché è un progetto che si inserisce pienamente nella politica del parco, che è quella di coinvolgimento della comunità a partire proprio dai più giovani. Lo scopo è quello di far conoscere per fare amare. A tutti, ai ragazzi, attraverso i ragazzi, anche alle loro famiglie, il grande patrimonio che abbiamo avuto la fortuna di ereditare. Mi preme sottolineare che patrimonio significa che questa è roba nostra. Ed è proprio questa la consapevolezza che vogliamo diffondere anche attraverso questo progetto, perché ognuno di noi si senta impegnato a tutelare, conservare e valorizzare questa grandissima ricchezza che possediamo. Anche il liceo classico coinvolto in questo progetto? Sì, siamo veramente fieri e onorati di far parte di questa avventura con l'Inner Club che ci ha coinvolto come ogni anno, con le dottoresse Patrizia Di Giovanni e Lea Cesarani, che ringrazio. Siamo soltanto due, le scuole di Agrigento, che sono state coinvolte, e per noi appunto è fondamentale far parte di un progetto che valorizza il patrimonio artistico, archeologico e naturalmente culturale, che fa parte insomma del nostro retroterra e del nostro bagaglio culturale. Quindi siamo contenti di essere stati coinvolti e siamo fieri di far parte insomma di questo lungimirante progetto, appunto ideato dalla dottoressa Patrizia Di Giovanni, con grande competenza e con grande professionalità. I ragazzi saranno coinvolti in attività di educazione ambientale e paesaggistica, e naturalmente questo non può che essere un fiore all'occhiello nell'ambito dei progetti di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Abbiamo aderito con grande entusiasmo al progetto La Valle racconta il mito, promosso dal club Inner Wheel di Agrigento, perché rappresenta per le studentesse e gli studenti una preziosa opportunità formativa, ma anche occasione per vivere una esperienza significativa di cittadinanza attiva. Agrigento, capitale italiana della cultura, con il suo ricco patrimonio di beni culturali, artistici e paesaggistici, è l'esempio perfetto di come sia fondamentale un'educazione e una sensibilità particolare verso questo patrimonio da parte delle nuove generazioni. Lo studio e la valorizzazione di questo patrimonio sono importanti per promuovere una cittadinanza consapevole, perché dalla conoscenza nascono il rispetto, il senso di appartenenza, la fruizione responsabile di questi beni per garantirne la protezione e la conservazione. Nasce la memoria di una civiltà e si acquisisce anche una prospettiva più chiara su come la conoscenza del passato possa aiutarci ad affrontare le sfide del futuro. Direttore Aveni, ecco, come si sviluppa questo progetto? Questo progetto si svilupperà attraverso vari momenti, sia alla valle che dentro il museo, con l'obiettivo di riprendere i miti
che sono contenuti nei luoghi, nei nostri luoghi, di trasmettere ai ragazzi, trasmettere soprattutto ai ragazzi la consapevolezza della bellezza, dell'importanza del posto in cui vivono, perché purtroppo ci siamo resi conto che non tutti conoscono questi luoghi, e quando li conoscono a volte non hanno la consapevolezza della loro bellezza. Ecco, obiettivo di questo progetto che credo che sia proprio quello di far sì che chi guardi questi luoghi ne veda anche la bellezza. Don Angelo Chillura, ecco, come mai questa presenza qui al parco e il vostro coinvolgimento nel progetto Inner? Certamente è un progetto che apprezzo e che sostengo con grande piacere, perché tutto quello che serve a valorizzare, a promuovere, a far conoscere il territorio con le opere d'arte, il tesoro che noi possediamo nella nostra città, da parte mia, ma da parte della Biblioteca Laocchesiana, trova sempre un grande appoggio, un grande sostegno. Sant'Agostino diceva: l'amore ti porta a conoscere, e più conosci e più ti innamori. E per questo dico, queste iniziative hanno questo valore, questo significato. Far conoscere quello che in parte conosciamo, ma una conoscenza più approfondita porta a innamorarsi di quello che appartiene a questa comunità. E la Biblioteca Laocchesiana fa parte di questo percorso che è stato organizzato dall'Innerwill. La Biblioteca Laocchesiana è una realtà preziosa della città d'Agrigento.